Che amarezza, che mestizia. Una cosa allucinante. Non riusciamo più a vincere una sacrosanta. Perché è così buio poi? Devo fare in modo che non sia così buio. Aspettate, Faccio tipo. Niente. Sempre buio rimane. Oggi è mood buio. Mood Cagliari. Zero tiri in porta. Secondo le statistiche della serie BKT. 4 tiri, 0 tiri in porta. Il Genoa 4 tiri di cui uno in porta. Vabbè. Sulla partita in realtà non c'è tanto da dire. Sostanzialmente il primo tempo è stato buono tatticamente parlando perché ha lasciato che il Cagliari giocasse specularmente al Genoa, perlomeno proprio sotto l'aspetto tattico, nel senso il Genoa non andava a pressare il primo portatore di palla e lasciava che il Cagliari incominciasse l'azione partendo dal basso, e stessa cosa facevamo noi, non andavamo subito a pressare il loro primo portatore, ma gli lasciavamo creare l'azione dal basso. Il problema sovviene quando tu non concretizzi e non arrivi là davanti. Certo, è un dato di fatto ed è una cosa assolutamente positiva il fatto che non stiamo praticamente prendendo tutti quei gol che prendevamo prima. Il problema è che non li stiamo nemmeno facendo. Quindi è un bicchiere mezzo vuoto, poi per alcuni può essere più vuoto. Per me per esempio è più vuoto perché io come filosofia calcistica ho, ovvero il calcio offensivo, cioè nel senso l'attacco è la prima difesa. Quindi questo tipo di atteggiamento non mi fa impazzire. Tralasciando poi vedendo le immagini, oggi un lazzaretto, oggi si è fatto male la qualunque. Tra l'altro speriamo che Rog non sia niente di serio, e se fosse qualcosa di serio è brutto da dire, lo dico con rammarico, ma spero che si giunga, sì, a una rescissione consensuale del contratto, perché non è possibile. Io voglio un bene dell'anima a Rog, ma attualmente Rog è un po' il Sensi dell'Inter, cioè nel senso un giocatore che è fisso rotto e sta a Cagliari soltanto per ricevere le cure mediche praticamente, quindi mi duole veramente tanto dirlo perché ci sono affezionato poi a Marco, però a livello attuale non è un giocatore che ti porta a un qualcosa, e quindi se dovesse essere un infortunio grave, e mi auguro che non lo sia per il ragazzo in primis, spero si vada incontro a una rescissione consensuale. Poi altre cose da dire: oggi uno dei giocatori che pensavo potesse fare più la differenza è stato uno di quelli che perlomeno nel primo tempo mi ha deluso di più, che è stato Lumbo. Lo, lo continuo a trovare, nonostante tutte le partite che ha giocato, un ragazzo ancora molto molto grezzo, e per carità avrà sicuramente tempo e modo di farsi, però comincia a stonare quello che si vede in campo rispetto al numero di minuti che ha giocato. Incominciano a stonare questi due dati e non vanno di pari passo, secondo me, perché con il minutaggio che ha avuto fino adesso lo Umbo avrebbe dovuto dimostrare un qualcosa in più. Poi è chiaro, qualcosa comunque ha dimostrato, specialmente nel secondo tempo, perché comunque ha rimediato quello che all'inizio era un rigore e poi si è trasformato in un calcio di punizione dal limite, e se non mi sbaglio ne ha rimediati due. Quindi qualcosa l'ha fatto, però mi aspettavo fosse molto molto più incisivo. Buono il ritorno di Azzi, mi è piaciuto. Buonissimo il ritorno di Nandez, uno di quelli che su quella fascia ha insistito parecchio e ha creato molti più grattacapi alla difesa del Genoa. Forse è l'unico che ha creato dei reali grattacapi alla difesa del Genoa. E per il resto anomali. Urfalidis non mi è piaciuto per niente, è entrato malissimo in partita, si è ripreso un po' nel secondo tempo, però poca roba. Mancosu ha fatto qualche pennellata degna delle sue, ma sostanzialmente è sempre stato un elemento avulso dal gioco, specialmente nel primo tempo.
Eh, Però il problema non è tanto del giocatore in sé quanto del Cagliari, che non ha saputo sfruttarlo al meglio. E poi chi altro c'è? Magumbu, ribadisco quello che ho sempre detto, secondo me è un giocatore tecnicamente eccezionale, forse anche uno dei migliori che abbiamo in rosa, però ci sono certe occasioni in cui mi fa veramente incazzare e una di quelle è quando ha potenzialmente la possibilità di tirare da fuori e si inceppa. Cioè lui fa la movenza per tirare da fuori, però va un attimo senza internet, gli si stacca il wifi e rimane impallato così. E si perde l'occasione di tirare da fuori. Cioè, boh, boh. Mm, perché? Perché? Io ribadisco, che mestizia. Che mestizia perché non si riesce più a... Ma da quant'è che non vinciamo? Dalla partita col Benevento. Per forza di cose. Penso sia quella l'ultima che abbiamo vinto, no? Controlliamo sul quadernino magico. Controlliamo. Il Bari no, Benevento. Sì, ok, sono due partite che non si vince, però... Anzi, sono tre partite che non si vince, tre pareggi, di cui uno te l'hanno fatto all'ultimo secondo su rigore causato da Macumbu. E pure la scorsa partita col Venezia non è che abbiamo brillato, anzi è stato potenzialmente uno dei Cagliari peggiori di questa Serie B. Io l'unica cosa che mi sento di dire è non diamo le colpe a Ranieri, perché chi credeva che Ranieri fosse la panacea di tutti i mali del Cagliari ha sbagliato di grosso. Ha sbagliato di grosso. Chi dice che Ranieri è bollito potrebbe anche essere, cosa che dubito fortemente, per non dire che secondo me non sta né in cielo né in terra. Però chi dice che Ranieri è bollito, allora presumo voglia che ritorni Liverani? Devo sospettare questo? Non lo so. Abbiamo un signore in panchina, che è innanzitutto un signore e poi un signore allenatore. Io ho moltissima fiducia in Ranieri perché un cambio effettivo c'è stato e si è visto, palese. Quindi aspettiamo, come ha detto il mister, prima si creano le fondamenta e poi si appendono i quadri. Io penso che le fondamenta le abbiamo costruite, però è ora di incominciare a attaccare i quadri, perché gli altri li stanno già attaccando e sono arrivati anche all'inaugurazione praticamente di questa ipotetica casa. Noi invece ancora no. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!